Niente, allora faccio io una breve introduzione alla presentazione che sentirete su appunto un attimo lo stato di avviamento del progetto Escape. Dunque, ho inserito questa slide con una scala a Pioli, perché vi ricordo che abbiamo cominciato il progetto a fine 2009 e siamo in conclusione, quindi siamo nell'anno di esercizio. A fine di quest'anno concluderemo il progetto, in realtà negli atti, quindi in quello che riguarda la rendicontazione e le attività che vi riguarda. In realtà, come potete immaginare, la scala è infinita e le cose da fare sono tante ancora. Abbiamo messo però alcuni punti fermi e sono contentissima della presenza di tutti voi oggi, perché oltre ad avere i responsabili delle direzioni sanitarie, sistemi informativi, responsabili uffici legali, abbiamo anche, e del laboratorio, della medicina di laboratorio, abbiamo anche il piacere di avere radiologi e anatomopatologi, quindi diciamo che proprio per noi è un forte motivo di contentezza per avervi tutti riuniti in questo ambito e soprattutto per il progetto, per quelle che sono le tematiche del progetto. Appunto perché nessuno ancora, alcuni di voi anzi, non hanno ancora sentito parlare o non hanno magari ben presente di che cosa parla il progetto, ho voluto reinserire questa slide così un po' nuda e cruda su quello che è proprio il flusso base, di che cosa stiamo parlando e qual è stato lo sforzo da fine 2009, inizio 2010 sulle attività di questo progetto. Abbiamo parlato di produzione del documento informatico, quindi avete ben capito che il ciclo è quello digitale, quindi cerchiamo di dematerializzare i documenti presenti nelle aziende sanitarie, producendoli, come vi ha spiegato l'ingegner Tabet, archiviandoli, pubblicandoli e distribuendoli. Questa parola pubblicazione e distribuzione è chiara ai sistemi informativi, perché si tratta di metterli nella cosiddetta rete che stiamo cercando di costruire a livello regionale per permettere l'interoperabilità fra le diverse aziende, cosa che fino ad oggi non c'è stato se non in qualche azienda così prototipo campione. Cerchiamo di renderla possibile in tutte le aziende della regione Veneto. E c'è la cosiddetta freccetta sotto l'archiviazione, che è appunto l'argomento di oggi, di dettaglio di oggi, che è la conservazione. È stata messa lì non a caso, perché, come la maggior parte di voi conoscono, in realtà è un riversamento continuo che si ha dal sistema di archiviazione a quello di conservazione e permette di mettere in sicurezza il documento digitale che avete creato nel tassello produzione. Abbiamo parlato di referti laboratorio nel progetto, in realtà sapete che è tutto che finisce in questo ciclo, quindi questo ciclo è tutto per quello che riguarda la parte di produzione documentale di un'azienda sanitaria, anche gli atti amministrativi che volete digitalizzare, poi ve lo spiegherà meglio ancora la dottoressa Ramelli. Quindi questo qua in realtà è proprio l'ABC della costruzione del ciclo. Escape è stato un po', diciamo, la prima miccia, perché abbiamo avuto un aiuto da DigitPI, da Regione del Veneto, nel portare a voi questi messaggi. Sappiate che la scala è lunga, quindi già fare i primi scalini è stato importante, bisogna continuare a salire nell'ottica. Ora vi faccio vedere la situazione del progetto. Ci sono tanti verdi, ci sono ancora alcuni gialli, che significa fase di avviamento, sperimentazione non a regime. È ovvio che quello che voi vedete è riferito, e mi scuso se non è aggiornatissima, perché già ho avuto ho parlato prima con alcune aziende che mi dicono siamo partiti, quindi questo è diciamo l'ultimo check che ho fatto. Abbiamo un cruscotto di monitoraggio attivo, quindi io continuerò a sentirvi, ad aggiornare quelli che sono i miei dati. Questi sono i servizi principali che ci aiutano nell'ottica dello schema prima a finire tutto. Niente, io ho finito, le domande dopo ovviamente sono a disposizione per tutto, vi ringrazio ancora tanto per la presenza. Passo la parola alla dottoressa Ramelli che vi spiegherà un attimo l'ultimo tassello rosso del mio ciclo. Grazie ancora. Buongiorno, non so se si legga e si veda bene. Non tanto. Non tanto, peccato. C'erano scritte delle parolacce lì sopra. Questa è la prima slide per dire quello che è già stato anche dalla voce regionale sottolineato. Devo arrivare
al tassello conservazione. Nel momento in cui, e anche l'ingegner Tabet l'ha detto, evidenziando l'articolo 43 del CAD, io posso, e lo ripeterò anche dopo, io formo un documento informatico, lo posso gestire nel mio flusso organizzativo come meglio decido di fare, analogicamente, digitalmente, lo archivio, lo consegno al paziente su un foglio di carta, su pellicola radiologica, ne posso fare qualsiasi cosa con qualsiasi formato, purché sia clinicamente accettabile, nel nostro caso specifico clinico-sanitario, per quanto riguarda gli step intermedi fra formazione e messa in quiescenza del documento ben formato. Ma se formo digitalmente devo arrivare alla conservazione sostitutiva, quella che a me piace chiamare conservazione legale. Quindi devo arrivarci. Noi formiamo molto spesso dei documenti informatici che non mandiamo in conservazione, che teniamo lì o ci illudiamo di poter mettere in quiescenza in modo analogico, assolutamente ormai inaccettabile e illegale. Queste sono le basi, molto spesso non proprio tanto chiare, nel senso che spesso non abbiamo chiaro che cos'è la conservazione legale, che cos'è invece l'archiviazione informatica, che non è la vecchia. Il legislatore qua ha fatto un po' di confusione con la terminologia che all'inizio ci ha spiazzati, ormai con l'andare degli anni siamo riusciti a farlo capire agli utilizzatori, ma Cribbio è stata dura, perché archiviazione un tempo nel mondo analogico era metto in quiescenza da un punto di vista legale, quindi per noi medico legale probatorio, oggi invece è quel mettere lì nel mio repository che è tutto sommato un attrezzo che mi serve più da un punto di vista d'uso giornaliero e, guarda caso per noi, clinico soprattutto, ma non legale. Legale diventa la conservazione. Quindi confusione nella terminologia, confusione nella gestione degli attrezzi e degli strumenti che adesso si spera invece sia abbastanza chiara, scenario chiarificato. Che cos'è una banca dati? È un insieme elettronico di documenti per creare, organizzare e per consultare, distribuire. È regolato da necessità locali, dipende da che cosa sto facendo, se sono nel mondo amministrativo piuttosto che clinico, e anche personali. C'è qualcuno che dice io strutturo la mia banca dati in un determinato modo perché per il mio utilizzo quotidiano mi è più comodo così, e vedremo che ci possono essere, anzi ci sono delle forti banche dati clinico-sanitarie. Sono strutturate non per motivi medico-legali di conservazione o motivi probatori, ma per fare diagnosi, cura, prevenzione, per andarmi a tirare fuori i precedenti per fare un confronto. Quindi non soggiace ad alcun requisito, non deve soggiacere ad alcun requisito normativo per il suo mantenimento, per il mantenimento dei dati e delle informazioni, dei documenti che contiene nel tempo. Ovvio, deve soggiacere a delle normative parallele, che possono essere, guarda caso, la normativa sulla riservatezza e la sicurezza, ma che non riguardano il mantenimento, lo specifico mantenimento nel tempo del documento. Ecco che ho fatto un esempio. Calando la banca dati, quindi pensate, traducete il mio RIS, il mio CIS, il mio LIS da un punto di vista clinico, visto che oggi siamo qui a parlare più di ambito clinico, quindi degli attrezzi, degli strumenti che mi permettono di gestire le mie informazioni, che lì magari vado a creare, ad archiviare. Attraverso quello strumento potrò andare a distribuire, a comunicare a qualcuno,
perché devo farlo, perché è inutile che mi tenga l'informazione che mi sono creato nel cassetto, perché invece deve servire a me e a qualcun altro che me l'ha richiesta per, ripeto, curare, diagnosticare il mio paziente. Non soggiace neanche lui, neanche questo strumento soggiace a normative, a norme, a regole e imposizioni sul mantenimento nel tempo dell'informazione, ma solo a delle norme per la gestione di quell'informazione prima della sua messa in quiescenza. Invece oggi io parlo di archivio legale, quindi di conservazione legale, conservazione sostitutiva. È un archivio elettronico che per noi può essere, visto che è laboratorio, radiologia, anatomia patologica, archivio elettronico di referti, di documenti collegati, di atti, di risultati, di immagini, ed è sostitutivo, è un archivio sostitutivo di quello analogico, cioè sostitutivo di che cosa? Di quel fascicolone, di quella busta o fascicolo di carta dentro al quale c'erano i fogli di carta, le pellicole radiografiche, quello che il legislatore mi aveva imposto e mi sta imponendo ancora, di mantenere nel tempo, che avevo deciso di mandare negli scantinati piuttosto che nei capannoni fuori allagabili o mangiabili dai topi. Questo deve essere sostituito, quindi questo analogico, questo mettere via per tirar fuori un domani per qualsiasi tipo di problema, quindi per motivi probatori, questo sistema analogico deve essere sostituito dalla conservazione legale. Ecco che qui arriva il legislatore e mi impone come farlo. Perché? Perché io posso fare i miei giochi sui livelli di grigio di quell'immagine quanto voglio, perché mi può servire per essere più efficace nella mia diagnosi. Nessuno mi dice come utilizzare i livelli, nessuno mi impone come utilizzare o fare le elaborazioni sui miei livelli di grigio, ma per questo sistema c'è qualcuno che mi impone come implementare il sistema, che tipo di organizzazione, che soggetti sono coinvolti, obbligatoriamente coinvolti, ecco la figura del responsabile della conservazione che verrà fuori in modo predominante nello scenario, i soggetti che devono entrare in gioco. Quindi devo attenermi a queste regole, a delle regole precise che mi servono solo per dare una sicurezza che un domani, quando quello che io chiamo l'emissario del giudice busserà alla porta e dirà tira fuori quella informazione contenuta in quel documento riguardante quel paziente o quel caso, e io devo essere garantito, dovrò garantire, dopo capirete la differenza di queste due espressioni, dovrò garantire di riuscire ad andare a tirar fuori quell'informazione contenuta in quel documento e che quell'informazione dovrà essere leggibile e utilizzabile. Quali sono i riferimenti? Sono quattro cose, non è che ci siano tanti riferimenti trasversali, validi sia riferimenti normativi, validi sia per l'analogico che per il digitale, perché da quello dobbiamo partire. Introducendo la conservazione sostitutiva non è che andiamo a cambiare la tipologia di documento, un referto è un referto. Io sto cambiando la metodologia di creazione del documento e dell'informazione contenuta nel documento, però quello è un documento, da analogico diventerà informatico. Ci saranno delle analogie, le vedrete in una slide più avanti, ma ci saranno anche delle similitudini, perché alcune regole sono trasversali e di quelle non possiamo dimenticarci. Un'immagine è un'immagine, un referto è un referto, un certificato è un certificato, e addirittura queste definizioni base sono state poste dal Codice Civile, che
è un po' più vecchio, un po' più antico del CAD, delle deliberazioni CNIPA, e a quello dobbiamo fare riferimento. La modernità sta nel manipolare, nel gestire, nel creare, nel trasformare e nel distribuire, nel mantenere nel tempo l'informazione. Quelle sono le novità. I punti chiave normativi sono questi e, come potete vedere, anche questi non sono molto recenti, 1986. Quindi 69, 86, norme che mi dicono chi all'interno delle mie strutture, che cosa e chi all'interno delle mie strutture devo individuare per mantenere nel tempo. Quindi mi danno la definizione di cartella clinica di ricovero, che cosa la cartella clinica di ricovero deve contenere, quali sono i soggetti, a seconda che la cartella contenga i referti come deve contenere, oppure io stia parlando di immagini, quindi un altro soggetto è responsabile delle informazioni dei documenti immagine che ho creato, responsabile per mantenerlo nel tempo, mi dà i riferimenti di che cosa, soggetti, responsabilità. Cosa cambia? Il documento, dicevo, rimane sempre il documento, un referto, un'immagine, un certificato, una cartella clinica. Cambiano con la modernità i soggetti anche che hanno il dovere di gestire quei documenti all'interno della mia struttura sanitaria e hanno i soggetti che hanno la responsabilità del mantenimento nel tempo. La norma diceva che la cartella clinica di ricovero contiene e elencava i documenti che deve contenere. I referti sono una delle categorie di documento che deve contenere una cartella clinica di ricovero. State attenti che io sto parlando di cartella clinica di ricovero, quindi a che paziente mi sto riferendo? Ho un paziente ricoverato, un paziente interno. E si dice che tutto ciò che viene invece creato per un paziente esterno può essere a questo consegnato, quindi tutta la documentazione ambulatoriale creata per il paziente può essere a lui consegnata. Lui prende la sua documentazione, va a casa, io struttura non ho nessun obbligo, secondo la normativa che ho segnato qua, non ho nessun obbligo, io struttura sanitaria, di mantenerla presso di me. Oggi cambierà anche questo. Non potrò più lavarmene le mani, non potrò più consegnare al paziente. Illogico continuare a fare una diversificazione fra documentazione creata per il paziente interno oppure documentazione creata per il paziente esterno, al di là che la seconda non vada in cartella clinica di ricovero, mentre la prima sì. Io vedo pochissimo lì perché è scritto piccolo e sono vecchietta. Voi siete giovani e scrivete microscopico. Fin tanto che la cartella clinica si sta creando, saranno alcuni soggetti di riferimento, che vengono indicati qua, responsabili dei documenti in fase di creazione del malloppo cartella clinica, saranno responsabili della creazione e del mantenimento di quel malloppo e della documentazione che in esso viene inserita. E il soggetto individuato, responsabile, è il primario che ha in capo in quel momento il paziente. Nel momento in cui la cartella clinica di ricovero verrà chiusa in modo standard, quasi mai viene chiusa nel momento in cui il paziente con la lettera di dimissioni esce dal
dall'ospedale, ma viene chiusa in tempi successivi per attività di post ricovero o anche per motivi organizzativi, comunque nel momento in cui la cartella clinica di ricovero viene chiusa, responsabile della sua gestione da quel momento da quel momento è la direzione sanitaria di presidio. Perché faccio tutta sta pappardella che soprattutto la parte legale conosce benissimo? Perché dopo avrò delle differenze anche per quanto riguarda le categorie di soggetti coinvolti nel gioco della conservazione. Le cartelle cliniche unitamente, dicevo prima, l'avevo premessa, unitamente ai relativi referti vanno conservate a tempo illimitato. Fa paura. Nel senso che il rapporto atavico che noi avevamo con la carta non ci faceva paura, non ci importava neanche molto se poi finiva tutta questa carta, finiva nel capannone allagabile o attaccabile dai topolini. Però la carta ci dava sicurezza, perché in qualsiasi momento io riuscivo ad andare a tirar fuori la mia informazione, il mio documento, in qualsiasi momento riuscivo a leggerlo. Peccato che è stato dimostrato, facendo un parallelismo fra recupero, capacità e possibilità di recupero analogico accanto al recupero informatico, viene facilmente dimostrato che è l'informatica che mi dà la sicurezza del recupero dell'informazione. La carta, anche se le voglio un mare di bene perché sono nata analogica e credo morirò in buona parte analogica, non mi dà più questa sicurezza. Quindi il termine illimitato può farci paura, ma le regole tecniche citate prima devono darci sicurezza e spero anche la garanzia, oltre che la sicurezza, che ci sarà sempre qualcuno che terrà allineate i formati, mi renderà capace domani, fra 20 anni, fra 720 anni, anche se non ci saremo proprio più, però sarà capace di rendermi sicura che quell'informazione verrà estrapolata e verrà letta e riutilizzata. Poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico-sanitario. E qua rabbrividisco e spero che quell'elenco del Ministero dei Beni Culturali esca, perché si è messo il Ministero dei Beni Culturali per lo scarto di questi particolari documenti di importanza vitale, a volte, si è messo veramente di traverso dicendo non è possibile, anche se faccio le cose a modino, come dicono i toscani, non è possibile lo scarto. Quindi io dovrò sempre continuare a utilizzare il doppio filone del mantenimento nel tempo, se voglio, analogico, obbligata, se voglio, digitale, ma non posso distruggere l'analogico nativo. Il DPCM dell'86, le cartelle cliniche firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento dovranno portare un numero progressivo, traduco, un briciolo di classificazione, no? Lo dicevamo prima, se metto via, oltre a dover mettere via qualcosa ed era la prima slide col barattolo, se metto via qualcosa che è stato creato a regola d'arte, ma devo anche mettere via qualcosa a regola d'arte, in modo tale che poi io sia in grado di andarla a reperire in modo corretto e quindi anche a leggere. Ecco, quel briciolo di necessità di classificazione, sia dei documenti che dei fascicoli, che dei folder, dei volumi, chiamiamoli come vogliamo, per poter poi
andare a tirar fuori l'informazione che mi serve quando qualcuno bussa alla porta, che sia l'emissario del giudice o il paziente, che ne ha tutto diritto. È un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Poi ci sono, oltre alle norme generali che ho citato adesso, ci possono essere delle norme specifiche, scendendo nel dettaglio delle specialità cliniche. Le prime due in alto, sì, quella sotto no, il prontuario di scarto è un attrezzo, uno strumento che serve moltissimo, infatti è stato redatto dai Beni Culturali, serve moltissimo alle nostre aziende sanitarie per andare a spulciare quali sono i documenti che debbono essere mantenuti nel tempo, per quanto tempo e sotto la responsabilità di chi. Le due norme sopra sono due norme radiologiche. La seconda, le norme attuative, decreto ministeriale 14 febbraio 97, sono norme di attuazione del decreto legislativo 230/95 sulla diagnostica per immagini. Il decreto legislativo 230/95 è stato abrogato, ci si è chiesti, le norme attuative portavano i tempi di conservazione obbligatori della documentazione radiologica, referto ed immagini. Ci si è chiesti a un certo punto, vado in abrogazione, esce il decreto legislativo 187 del 2000 che peraltro non prevede alcun tempo di mantenimento nel tempo, non parlo di conservazione, di mantenimento nel tempo della documentazione radiologica. A quel punto un gruppetto di primari di radiologia, perché erano interessati al mantenimento nel tempo delle immagini, perché ne erano responsabili, dice: diamo fuoco ai nostri archivi, non serve più. Qualcuno dice: forse è stato solo il legislatore un po' distratto, proviamo a chiedere al Ministero Salute che cosa ne pensa. E l'ufficio legislativo del Ministero Salute esce con un giudizio, neanche un qualcosa di ufficiale, comunque con un giudizio, affermando che la ratio della norma antica, quella abrogata, deve continuare a esistere perché la documentazione creata per un paziente interno non può essere distrutta, al di là di quello che prevede la normativa sulle cartelle cliniche, quindi per i referti, ma anche per quanto riguarda le immagini radiografiche. Perciò tutti felici e contenti dicono: va bene, anzi l'opposto, scontentissimi, dicono: va bene, continuiamo a mantenere nel tempo, vediamo chi, come, cosa, anche se una norma di riferimento così forte è stata abrogata. Ecco che cosa diceva. Diceva: a tempo indeterminato i referti, perché si riaggancia alla cartella clinica, alla normativa sulla cartella clinica di ricovero, e 10 anni per le immagini, dopodiché posso scartarle. Ok? Bene. Quando prima vi dicevo alcune cose dal mondo, alcuni aspetti, alcuni elementi dal mondo analogico al mondo digitale rimangono uguali, altri invece cambiano, mi riferivo a questi. Che cosa cambia pensiamo al mio referto analogico, al mio referto digitale? Mi cambia il supporto, mi cambia lo strumento firma. Avevo una sottoscrizione autografa su un foglio di carta per quanto riguarda il referto, su un foglio di carta, un foglio A4, il mio scarabocchio con la BIC da parte del medico. Oggi avrò una firma digitale, addirittura il CAD, io sono felice, il CAD, non dirò mai più nuovo CAD, il CAD proprio afferma che la sottoscrizione autografa è surrogata a pieno valore dalla firma digitale. Non l'aveva mai detto e quindi dottrina si era persa, guardiamo il mondo dei laboratoristi e non, si era persa dicendo firmo, non firmo, firmo con una brutta leggera,
Adesso non c'è più dubbio. Quelli che lo sostenevano che la surroga della firma autografa dello scarabocchio non poteva essere che una firma digitale, come me, lo sostenevo io, ha vinto grazie al CAD, viene affermato. Quindi dobbiamo utilizzare una firma digitale. Come cambia la metodologia di raccolta? Una volta prendevo tutti i miei foglini, tutte le mie immagini e le mettevo fisicamente da qualche parte. Oggi avrò dei sistemi informatici che mi andranno a comporre i miei sistemi informativi con il loro tassello, e ho il repository, ho il mio RIS, CIS, LIS da un punto di vista clinico. Cambia moltissimo nella comunicazione. Il mio foglio A4 di carta lo consegnavo allo sportello al paziente, o già un ibrido poteva essere l'invio via posta grazie alle poste, alla metodologia postale, l'ibrido, perché da informatico utilizzavo la metodologia dell'invio in busta in analogico. Comunque la comunicazione oggi, abbiamo visto proprio nel progetto di Veneto Escape, che il fulcro creo bene il documento, lo distribuisco, che sia al paziente, che sia all'MMG, lo distribuisco in modo digitale. Cambiano i soggetti. Perché prima dicevo che cambiavano anche i soggetti? Perché vedremo fra un attimo che verrà introdotta la figura, no, l'abbiamo già vista, ma vedremo nelle mie slide, che verrà introdotta la figura del responsabile della conservazione, figura completamente nuova che si porta dietro la conservazione sostitutiva, che prima non esisteva. Avevamo per le cartelle cliniche e i referti la nostra direzione sanitaria di presidio, per le immagini, per esempio per le immagini radiologiche, il nostro primario di radiologia o responsabile dell'unità operativa. Quindi cambiano anche i soggetti nell'entrata del mondo digitale. E poi le metodologie di mantenimento nel tempo, dicevo prima, dal sotterraneo oppure dal capannone, andrò ad un sistema strutturatissimo e legalissimo di conservazione. Rimane uguale un referto, un'immagine un'immagine, dicevo, un certificato. Devono avere questi, per essere definiti tali, devono avere degli elementi, contenere degli elementi essenziali per nascere giuridicamente e per vivere giuridicamente e legalmente, e lo erano così nel 1950, lo sono ancora oggi, e credo e spero che rimarranno così ancora per molto. L'utilizzo della sottoscrizione, devo firmare, dico non sempre, perché qualcuno fa il lazzarone e dice no, non firmo, anche se va firmato, è una presa di posizione. Il tempo obbligatorio nel tempo, i tempi obbligatori di mantenimento nel tempo, dicevo, sono norme trasversali, non cambiano solo perché introduco il sistema di conservazione. Come una volta classificavo i documenti che creavo, devo continuare a pensare a classificarli, perché sennò il sistema, addirittura se non è un sistema mio in casa, ma sto delegando, sto affidando a qualcuno all'esterno il mantenimento nel tempo, bisogna che sappia come io, o ci mettiamo d'accordo sugli elementi che io credo siano necessari per classificare quel documento, e poi la reperibilità, l'inalterabilità, la leggibilità e la fruibilità del documento li avevo e devo averli ancora. Ne ho già parlato, ne ha parlato anche l'ingegnere, e non posso fare altrimenti, devo. Quindi non solo perché mi faccio bello di un sistema di conservazione, sono moderno e arrivo prima degli altri, sono un Pierino, devo farlo.
quindi lo faccio. Anche perché se continuo a mantenere lì, nei miei repository, le mie informazioni, chiamiamole vitali, i rischi, anche se io sono skillatissimo da un punto di vista sicurezza, ho implementato al massimo i miei sistemi con la sicurezza e la riservatezza, con le regole sulla sicurezza e la riservatezza, comunque un margine di rischio ce l'ho. Perdo le informazioni lì, non le avrò mai più. Quindi creo, utilizzo, a seconda poi della tipologia di informazioni, faccio sempre l'esempio della tibiotarsica, è ovvio che mi serve fino a un certo punto, mi serve solo per fare il controllo con il precedente di un mese prima, ma magari un follow-up oncologico mi serve per più tempo, avere a disposizione online o nearline un'informazione. Quindi deciderò, a seconda dello scenario, delle esigenze degli utilizzatori, quanto tempo mantenere le mie informazioni nei miei repository di uso giornaliero, quotidiano o continuo. Però comunque dovrò cercare di mandare il più spesso possibile, perché questo mi tranquillizza anche, il più spesso possibile, non solo per le regole del scade il certificato o così, o la sicurezza che ci sia l'opponibilità verso i terzi, che è una prova, quindi siamo in ambito probatorio, siamo già davanti al giudice quando dobbiamo incominciare a dimostrare questi elementi, ma anche prima dico, se mi succede qualcosa con i miei sistemi clinici, le mie banche dati cliniche, almeno ho la reperibilità nei miei sistemi o nei sistemi a cui mi affido esterni di conservazione, reperibilità dell'informazione. Il sistema di conservazione, io dico sempre, è un sistema di bocca buona. Ciò che io gli do, lui prende, con delle piccole regole, ma insomma quello che io gli do, se ho creato male l'informazione, dicevo prima, questa aleatorietà, firmo o non firmo il documento, voglio creare un documento a pieno valore legale e probatorio e medico-legale, poi non rispetto neanche le regole principali degli elementi giuridici per la sua creazione, che so, la firma nel referto, che è una scrittura privata, quindi è un elemento essenziale perché solo nasca, figuriamoci perché venga tenuto operante, valido nel tempo. Quindi vado a mettere via, a congelare in un modo sicurissimo, rigidissimo, un qualcosa che ho creato in un modo veramente penoso. Quindi cerchiamo di creare bene, di gestire bene, perché il sistema, tutto quello che io creo e gestisco, poi il sistema così me lo tiene. E così vado a tirar fuori quando mi servirà. E scoprirò che è una schifezza. Io richiamo ancora alla vetusta deliberazione, che peraltro vivissima, cioè, nascono N codici dell'amministrazione digitale, però questa diceva, senza dare tante, erano 2 paginette di A4 quasi, pochissimi articoli, ma dava già i pizzicotti su cosa bisogna fare. Poi ovviamente ci sono state le norme che hanno approfondito e non finiamo mai di approfondire e di spiegare. E diceva che cos'era la conservazione, chi erano i soggetti coinvolti, quali erano le responsabilità. Attenzione, dobbiamo farla. Velocizzo, vero? Vabbè, allora ce la faccio. Punto dolente. Nel momento in cui dico la tecnologia è prontissima, anzi è sempre pronta prima di chiunque altro. Le teste sono pronte, rarissimamente accade, ma ce l'abbiamo fatta, ce la possiamo fare anche con quello perché abbiamo deciso che facciamo conservazione. Dove ci fermiamo? Dobbiamo scegliere chi fa il responsabile della conservazione perché è un soggetto essenziale, indispensabile per fare conservazione legale. Ma siamo matti?
stato creato addirittura in CNIPA, e io l'ho adorato quel tavolo, perché la dottrina si è appoggiata per essere aiutata, per dare risposte agli scenari che chiedevano, che ponevano quesiti. Dove vado a tirar fuori il responsabile della conservazione? Chi deve farlo? Qual è la sottostruttura all'interno della mia struttura sanitaria che si può caricare sulle spalle una responsabilità di questo genere? I primi che si lapidano sempre da soli sono i sistemi informativi. Hanno detto, vabbè, faremo anche, tutti li additavano, dicevano, è una questione tecnologica, quindi la deve fare il sistema informativo. Quindi chi? Il responsabile del sistema informativo faceva il responsabile della conservazione. Oppure il primario che era partito pioniere combattendo contro i mulini a vento, nella dematerializzazione, diceva, vabbè, pur che si parta, faccio io responsabile della conservazione. Non so neanche di cosa si tratti, però, pur che si parta, da un punto di vista formale, metti il mio nome. Basta. Adesso siamo maturi per capire chi deve farlo, perché, che cosa deve fare. Anzi, siamo talmente maturi che ci siamo resi conto, arrivo quasi alla conclusione, che non siamo capaci di fare nulla di tutto questo, ma non perché siamo degli incapaci, ma perché non abbiamo le risorse, non ci vengono date o non abbiamo le risorse tecnologiche, economiche, umane, interne alle nostre strutture, e decidiamo c'è qualcuno che lo fa per mestiere, ma che lo faccia lui. Il nostro core non è fare conservazione. Da un punto di vista materiale, il nostro core è fare diagnosi, cura, terapia, bla bla, e all'interno di questo core io ho l'obbligo, io struttura sanitaria, di creare l'informazione e di mantenerla nel tempo, ma posso anche utilizzare soggetti pubblici e privati esterni che mi diano una mano in questo. Quindi posso affidare, come vedremo adesso, all'esterno il lavoro sporco della conservazione. Quindi, dicotomia completa dall'analogico al digitale fra responsabile della formazione documentale. Nell'analogico abbiamo visto era direzione sanitaria di presidio, è il primario per i referti e per le immagini. Oggi non è più così, oggi c'è un soggetto che ha una sua dignità per la conservazione. Il responsabile della formazione documentale, che era per esempio il primario del laboratorio, continuerà a fare il primario del laboratorio, ma non farà più il conservatore dei referti insieme per quel momento, poi passando la responsabilità alla direzione sanitaria dei suoi referti, delle informazioni in essi contenute. Sarà qualcun altro. Ecco il tavolo tecnico CNIPA. A capo c'era la dottoressa Scherf e avevano cercato di approfondire questo. La complessità delle attività è di alcuni anni fa, credo non esista proprio più questo tavolo. Sì, forse qualcosa dopo. Insomma lì. Però pensate da quanti anni si parla, ma chi deve fare cosa? Ma chi è questo Tizio Caio o questa figura o questo ruolo? Comunque, la complessità delle attività e le grandi responsabilità attribuite al responsabile della conservazione portano a ipotizzare la costituzione di un ufficio del responsabile della conservazione, che non occorre che si crei, vedrete dopo, un ennesimo ufficio all'interno delle nostre strutture, ma è un ufficio in senso lato, in senso metafisico, diciamo, cioè un pool di conoscenze, perché il direttore sanitario magari non ha le conoscenze sulla classificazione o sui bit o su che cosa debba essere o come debba avvenire la trasmissione del bocchettone attraverso il bocchettone dal mio repository verso il sistema di conservazione esterno, ma ci dovrà essere una squadra con delle competenze tecnologiche, giuridiche, archivistiche, cliniche,
che lavora insieme e arriva ad una conclusione per fare conservazione o per dare all'esterno la conservazione. Ecco perché continuo a dire per fare o per dare, perché viene ammesso dalla deliberazione CNIPA, ripeto sempre in vita, il responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva può delegare al proprio, quando leggete delegare, vuol dire che qualcuno ha deciso che la conservazione, il sistema di conservazione, quindi la conservazione, si fa all'interno della struttura che ha prodotto la documentazione. Può delegare in tutto o in parte lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che per competenza ed esperienza garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad essa delegate. Quindi non è Dio che deve fare tutto, provvedere a tutto e vedere tutto. Può delegare alcune attività al proprio interno sempre che si sia scelto un sistema di conservazione interno alla struttura. Qui dice che, e qua mi volevo agganciare, poi non occorre arrivare alle ultime slide, mi volevo agganciare a quello che diceva lei. Il responsabile della conservazione è un funzionario interno all'amministrazione. Questa è una cosa su cui si sta facendo una confusione nel campo esecutivo, quindi fra le aziende sanitarie, sta facendo una e anche grazie a delle impostazioni degli outsourcer, grande confusione su dove deve essere individuato il responsabile della conservazione. Il responsabile della conservazione deve essere interno alla struttura, perché è colui il quale fa le scelte organizzative, tecnologiche, può delegare, può farsi aiutare, ma è lui che è responsabile, insieme alla sua struttura, della gestione fino al mantenimento nel tempo dell'informazione da lui creata. Quindi deve essere interno. Quando qualcuno mi dice sì, però deve mettere dentro il dischetto, deve rendere leggibile, sì, se tu hai deciso di affidare il sistema di conservazione all'esterno, là ci sarà un responsabile del procedimento, cioè ci sarà colui il quale si assume la responsabilità di sporcarsi le mani con il fango sul mantenimento delle informazioni, perché le vere decisioni devono essere prese da voi strutture sanitarie, non dovete essere in balia di qualcuno che dall'esterno, senza sapere neanche a volte quale sia lo scenario di un'azienda sanitaria e quali siano le esigenze di una gestione di documenti clinico-sanitari, perché non c'è scritto da nessuna parte documenti clinico-sanitari quando si parla di conservazione, quindi bisogna calare le regole sulle nostre necessità, quindi qualcuno dall'esterno che vi impone come fare le cose, no. Si arriva ad un compromesso, ad un accordo, voi avete le vostre esigenze, loro vi faranno le vostre offerte, si parla e si firmano dei contratti di affidamento concordati, non si prende tutto per oro colato. Quindi, visto che ho detto si firma, ci devono essere delle formalizzazioni in mezzo. Prima delle formalizzazioni, quindi le firme dei contratti di affidamento verso l'outsourcer, ci sono anche degli step di formalizzazione all'interno delle aziende sanitarie che riguardano voi, non riguardano l'outsourcer. Quindi le scelte vanno fatte all'interno delle strutture e concordate poi per la strutturazione, per l'implementazione con i vostri affidatari. Chiudo qua per i tempi. Metto solo questa, che così intanto la leggono. Vi prego, l'ultima parola non vuole essere offensiva, è solo un richiamo a cerchiamo di capire quello che stiamo facendo. Non è un gioco di birilli, è una cosa seria. Non prendiamo tutto per oro colato quello che ci viene proposto. Ok? Ovviamente troverete le slide sul portale. Aspetta che l'ingegnere mi... Sì.
Sì, aggiungo soltanto che sono perfettamente d'accordo con quanto lei ha detto. L'amministrazione più volte ha delegato, oltre alle attività attuative, ha delegato controllo, ha delegato monitoraggio, ha delegato pianificazione, che invece deve restare completamente nelle sue mani. Ci può essere solo il responsabile che condivide e attraverso accordi formali delega all'esterno la parte realizzativa, sicuramente non la parte di progettazione, perché le esigenze del percorso, del processo di conservazione sono solo e devono essere note alle amministrazioni, alle aziende sanitarie che in qualche modo attraverso un outsourcer tecnologico realizzativo mettono in campo quello che però hanno progettato e poi monitoreranno nel seguito. Proprio per sottolineare la mia approvazione a queste parole, dico che comunque deve mantenere il controllo e il governo, perché una responsabilità oggettiva che poi dovrà dimostrare comunque di non avere in tutti i modi davanti al giudice, ma difficilmente riuscirà a dimostrare di non avere per una cattiva scelta o un cattivo controllo sull'outsourcer, difficilmente riuscirà a uscirne vincitori. Su questi due passaggi comunque rimane l'azienda sanitaria con il suo responsabile della conservazione, rimane il responsabile di tutto il gioco.